Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una pillola del vostro maledetto veneziano, in cui oggi parlerò delle persone fortunate che hanno delle protezioni già dalla nascita. Ma prima di fare questo, il vostro maledetto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di The Garda, canale YouTube, e il canale YouTube del vostro maledetto veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook, che ne abbiamo due, in cui potete trovare anche i circuiti radionici che il vostro maledetto propina e propone gratuitamente, e chiaramente anche nel gruppo Telegram, dove a lunedì sera alle 20:30 il Degana Mediato Veneziano con Addivati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito. Vi ricordo che poi alle 21:30 c'è la live delle sibille gratuite di Il De Garda. Detto questo, il vostro marito vi chiede anche di scrivere un commento sotto la descrizione. In descrizione chiaramente troverete i link per venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram. E se lasciate anche un super like, il Marietto è super contento. Bene, parliamo un po' di queste persone che magari sono anche basse di Bovis, e quindi persone che hanno un karma sicuramente un pochettino non leggero, ma che poi nascono per varie possibilità, vari incroci, vari destini che non si riesce poi a capire come mai, nascono in giorni in cui hanno protezioni veramente importanti. E quindi sono le classiche persone che si vedono che nella vita non riescono a fare 2 più 2, se ci si mette a parlare sono solamente terra a terra, molto materialisti, arrivisti, narcisisti, insomma quelle persone così, ma che loro gli riesce tutto. Qualsiasi cosa che toccano lo trasformano in oro, e una persona quando li incontra si domanda come mai essere personaggi del genere riescono a fare cose che sembrano praticamente impossibili al 99% delle persone normali. E questo è proprio queste protezioni invisibili. Certamente non vanno in giro con su scritto sulla fronte io questa protezione, magari loro non lo sanno nemmeno, anzi pensano che tutte le cose che riescono a fare sia per loro grazia, e invece hanno queste protezioni date anche dai pianeti, dai influssi planetari quando nascono. Certo, questo non gli garantisce che il loro karma resti sempre splendente, anzi, proprio perché generalmente queste persone sono anche basse di Boves, essendo molto materialiste, tutto quello che toccano a livello materiale riesce a avere successo. Però, e le persone vedono sì il successo e sia il fatto che restano in piedi, e magari restano un pochettino abbagliate da queste lucciole, da questi pifferai magici, ma il problema è che loro vedono solamente questo influsso planetario positivo, non vedono effettivamente il soggetto per quello che è a livello vibrazionale, e quindi alcune volte si resta un po' ingabbiato, innamorati, diciamo, o soggiogati oppure insomma, plagiati da questi influssi planetari. Quindi praticamente le persone generalmente, quando non è che onorano, ma restano cioè, affascinati da questi personaggi che hanno anche doti di grandi comunicatori in un certo senso, si sanno vendere bene, e sono un pochettino, vogliono seguire questa scia. Il problema è che non è che sono loro, ma è proprio l'influsso planetario di quando sono nati. Questo si può dire che è una sfortuna, perché poi purtroppo, avendo i bovis bassi, molto probabilmente sono magari anche dottori, avvocati, insomma, riescono ad ambire o a toccare ceti sociali importanti, ma proprio perché tutto quello che toccano diventa oro, poi fanno anche grandi disastri anche a livello karmico, no? E quindi di conseguenza è una lama a doppio taglio, è qualcosa che effettivamente gli può dare grande lustro, ma che poi ha un prezzo da pagare. Quindi bisogna sempre stare attenti a questi narcisisti che hanno queste protezioni planetarie, e sempre fare una bella indagine radiestesica proprio per vedere se è la loro qualità animica o proprio solamente perché sono nati in determinati periodi dell'anno e in determinati periodi settimanali, e quindi di conseguenza non sono loro che hanno queste qualità, ma sono gli influssi planetari che li abbracciano, che li coccolano. Può capitare quindi che ci si prenda un abbaglio per questi soggetti. Bene, come avete visto sono in giro in moto, vi sto facendo vedere un po'
il lungomare di Milazzo, e in questo periodo lo sapete che vostro marietto è andato a trovare Super Hilde, e vi ringrazio di avermi seguito fino a qui. Se non l'avete ancora fatto vi chiedo di iscrivervi al canale di Hildegarda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!